Conosceo che storia d'amore tra due giovani di Verona? E Giulietta e lui Romeo si innamorano l'un dall'altra a un ballo in maschera. E dopo la storia va in denante. Li famosi di loro due, Capuletti che di je e Montecchi che di lui, si odiavano come furlanze triestins e dal 1300 avven fuori la tragedia. E che una volta devora gli obbliga che dà la famiglia di maridà un certo paride, c'era di non paride, ho fatto metico Romeo. Insomma, io non ne voleva sapere. Allora, a me fu un intruglio per far finta di essere morta e schiampata sto matrimonio. Tecnica oppossum, fa finta di essere morta, per l'amor di Dio. E che il biad di Romeo avviò di la morta al si coppa. E, quando si sveglia e avviò lui morto in banda, si torna a coppa. Ma per davvero stavolta chi, E lì allora, morto tutti due. Insomma, un amore tormentato e anche abbastanza sanguinato. Ma già per ordine. Sino sicuri che i due Romeo e Giulietta, erano proprio di Verona? Verona? Come vi contin l'origine di una storia che William Shakespeare, niente po' di meno, alla fa diventare una delle più conosciute tragedie d'amore. E si in tal Cinquecento in Friuli, a Aris, in dall'atmosfera della festa di Carneval, dal palazzo della famiglia Savorgnan, una famiglia di nobili udinesi che vantava un forte potere sul Friuli e era quasi con Vignesia. Una giovinetta biela e elegante, in tanca bala e a chiantuccia, sulla musica di un clavicembal, incanta un capitano di cavalleria vicentino. Ie è Lucina Savorgnan, lui è Luigi da Porto. I due si innamorano in un batticei. Ma comita la mia trama di un cine, il loro amore è impossibile. Impossibile. Lucina e Luigi sono così. Ma dai, mo, sporcacchions! E discendenti Savorgnan, ma di due branche differenti. Ie dalla famiglia De Monte, lui dalla famiglia Del Torre, che si odia tra di loro. Sono niente un'atmosfera splatter a questa storia. Al di dopo che nasce questo amore grande e tribolato, il 26 di febbraio del 1511 scloppa il più grande riviera popolare contro i nobili dalla storia del Friuli. Si llevan che volta la protesta per Zico. E il primo d'Europa dal 500, la crudel Zobia Grassa. Giusto in tal biel di Carneval, più di 20 palazzi di signori vengono assaltati. Una maniera forte dal popolo di mostrare il suo malcontento verso i nobili. Ma questa è un'altra storia, che vi conterà un'altra volta. Adesso chiacchieriamo d'amore, o miet, di una storia d'amore. Tornata Gigi e Gigia Passioni Ribelli, in una battaglia vicino Manzan, Luigi resta ferito e poi paralizzato. Anni dopo, un'altra macciata sui corsi di studoi innamorati che non potranno mai chiatarsi. Lucina, per questioni di politica, ad amaridarsi con Francesco Savorgnan. Quando che il povero Luigi venga a saperlo, potei doma immaginavi il patimento e il dolore di sto povero canai. Oramai le sue speranze sono giudice dal dut. Al decidi scrivi una novella che conta dal suo dolore, perché chi Lucina al po' di Leila e parla sa un segno dal suo amore. Come la Pausini che ha fatto che volta non è possibile finire la storia di Nodo. Questa novella, scritta da Porto dal 1517, ha come titolo Storia novelamente ritrovata di due nobili amanti, con protagonista anche una certa Giulietta. Non vi fasi pensare a qualche don? Il nostro Luigi la pensa bene di cambiare i nomi, di mettere i nomi d'arte come a Hollywood, alla mitud. Lui Romeo Montecchi e io Giulietta Cappelletti. E fa succedere la loro tragedia d'amore a Verona, dal 1300. Giusto per non far venire sospieta a nessuno che il sfigato in amore era proprio lui, per scancellare i tracci, insomma. La novella aveva un po' pubblicata più di una volta, prima in forma anonima e dopo da Pietro Bembo. Ma era massa biela per restare a casa sotto al cassette. Così è stata voltata prima per francese e dopo per inglese.
è che il poeta inglese tra i più importanti della città e non doma, alla capì subito che aveva da ispirarsi a questa storia qui per scrivere la sua inomenata tragedia. Sì, in fin dei fatti, Romeo e Juliet erano un po' furlans. Se che si arrivasse fino in Inghilterra, rivitualmente per piacere un'iscrizione e a lasciare un like. Dai, che non ti costa niente. Ci vediamo alla prossima, ciao!